All'Insieme Cooperativa Sociale è appunto una cooperativa sociale di tipo A che eroga servizi sociosanitari ed educativi. L'area sanitaria offre servizi che hanno come tipologia di utenza bambini, quindi che frequentano i nostri servizi di neuropsicomotricità, logopedia, neuropsichiatria infantile, musicoterapia o anziani. Io mi occupo dei bambini dai 12 mesi soprattutto agli 8 anni. La mia sarebbe una figura sanitaria, ma negli ultimi anni c'è tanto bisogno di aiuto per i genitori. Sono proprio in crisi negli ultimi 10 anni e quindi la nostra figura sta diventando sempre di più di aiuto e di sostegno anche come valore pedagogico proprio. Con il Covid è successo che i genitori si sono accorti, avendo i bambini a casa, delle difficoltà dei propri figli e dall'altra parte invece le scuole hanno perso, fra virgolette, il tempo che di solito fanno per rendersi conto di cosa succede a scuola e quindi hanno dovuto fare degli invii per le valutazioni soprattutto del linguaggio dei bambini più piccoli. La popolazione invecchia sempre di più, l'Alzheimer è sempre più presente, le persone sono terrorizzate, il Covid ha aumentato a livello esponenziale anche le richieste qui da noi e quindi ha fatto uscire le persone di casa per venire a fare questo tipo di attività. Sono persone che hanno o già una diagnosi di demenza, quindi dei problemi conclamati, oppure persone che hanno paura che gli venga la demenza e quindi attuano una prevenzione. Arrivano qui proprio per, come si fa l'allenamento fisico, lo fanno mentale. L'area educativa invece si occupa di servizi di gruppo e individuali volti per lo più alla fascia dai 6 ai 18 anni. Nel contesto del doposcuola ha direi una duplice funzione perché noi lavoriamo sia per dare un metodo di studio ai ragazzi o per sostenerli nel lato didattico, quindi nell'aiuto compiti, ma allo stesso tempo un aspetto secondo noi molto importante è anche quello della relazione e dello stare bene in gruppo. Stavo facendo un PowerPoint per l'esame di terza media. All'inizio dell'anno ho avuto qualche difficoltà a scuola e qua mi trovo bene a studiare, cioè sono più tranquilla. Lo faccio qua perché a casa io tendo a non fare niente e a distrarmi molto facilmente e facendolo qua almeno lo faccio con più facilità e felicità. Ma poi anche attività educative di relazione sociale per quanto riguarda la parte estiva. Mi occupo di tutta l'area disabilità e quindi seguo tutti i servizi per disabili minori ma anche adulti. In questi anni si è instaurato un rapporto di fiducia, mi ha aiutato ad ascoltare e a relazionarmi con le altre persone e a scrivere meglio. Quello che cerchiamo di fare e che abbiamo proprio come obiettivo ogni giorno è quello di aiutare chiunque, di fare in modo che i nostri servizi siano accessibili e alla portata di tutti quanti.